buona. Allora, colleghiamoci con Mariarca e col suo TG dei Vicoli, se non ti dispiace, perché sai che Mariarca è molto seguita non solo da Vico Nocelle, ma credo da tutta l'Italia che segue Telea e che segue Via Caracciolo 133. Mariarca, ci sei insieme ad Abdul? Abdul, scendi! Che succede? Abdul, non fa careofare, non mi fa vedere che fa questa gente, scendi! Abdul, vieni qua! Maro Gianni! Sì. Non c'è niente da fare, l'istinto è sempre quello, un animale! Ma per piacere, ma non lo so! Ma la vogliamo finire? Questo è razzismo. La coppia è nata proprio per dimostrare che noi napoletani invece siamo molto tolleranti e disponibili e aperti, no? Insomma, vabbè. Gianni, ma Sì. quale disponibilità? Chi se ne può come mette i piedi in capo? Comunque, non ammaretta. Facciamo finta che è trasparente. Gianni vi conosce, è troppo contento dell'arrivo di Salda Vince a Via Caracciolo 133. È stato bravo. Ma lo sai perché, Gianni? Sì. Perché non ha fatto come molti. Cioè, lui è andato a Sanremo. Mica quando tu l'hai chiamato per dire salve, vuoi venire in set, ma scusa tu chi sei, ti ha riconosciuto ancora? Come no? E Certo. un applauso, guarda, è troppo bello. Quello è figlio d'arte. Gesù, beh, non sai che è figlio d'arte. Chi lo fa è Leonardo, ha fatto a Gioconda, ma non conosco. No, è Mario da Vinci, quale Leonardo? Pure io conosco, lui è molto famoso. Ma che conoscere tu azienda conosce Cocca, tu? Uè, ma la vogliamo finire? Io conosco, lui ha cantato un matrimonio e fratello cucino. Non ha detto, Salla, perdona, che non so Aspetta, quello che ma dice. fallo parlare. Abdul, scusa, allora ha cantato al matrimonio di tuo cugino, giusto? Ha cantato un matrimonio e fratello cucino in Africa. In Africa? Vabbè, e può darsi che abbia successo anche in Africa, Salda Vinci. La musica napoletana va ovunque. Che cosa cantò quando venne? Giusto per capire se è lui, capito? Quale canzone ha cantato? Ha cantato Nera, sei nera, quando arriva la sera sei ancora più nera, sei nera e poi subito scura e mi mette paura, sei nera. Io non sbaglio fatto, che la notte non pigliai a morsa chi lo cummone. No, per piacere, no, allora chiudiamo questo primo intervento, lo chiudiamo? Sì, voglio dire l'importanza di questo TG. Giovani, vecchi, mezzani, Sì. dovete leggere e informarvi, perché Sì. è con l'ignoranza che si va in galera, Sì. mentre con la cultura agli arresti domiciliari. A dopo. Grazie Mariarca, grazie infinite per